Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dalla mascherina, parlerò di geni perché mi sono arrivate delle telefonate, dei PVT, dei messaggi anche in WhatsApp e mi chiedevano di spiegare un po' questi geni un po' di più in profondità. Ebbene, vediamo un po' di parlarne così da chiarire le idee. Però prima di tutto, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove Telegram ogni lunedì sera alle 8:30 abbiamo il nostro incontro di studio di esoterismo. Bene, adesso vediamo un po' di parlare di questi geni. La prima cosa che si può dire è che i geni, almeno diciamo che a livello storico e magico, a parte Salomone che lo possiamo datare 3500 anni fa, li ha usati in un modo molto importante una città molto cara agli italiani, e cioè Roma. Roma infatti aveva un nome magico che era Saturnia. Il genio di Roma era Saturnia, no? Quindi voi capite anche da dove è nato il grande potere e espansioni di Roma. Ma cosa succedeva? Succedeva che ai tempi di Roma, ogni volta che questo Stato, questa città conquistava un'altra città, andava, o Stato o impero o quel che era, regione, andava nel posto più importante e cercava di conquistare il genio, perché in quei tempi la gente conosceva, almeno la gente erudita a livello magico, sapienziale e misterico, sapeva che tutto era dominato dai geni, e quindi di conseguenza quando Roma invadeva uno stato non è che andava a rubare l'oro, ma la prima cosa che andava a rubare era il genio portante di quel posto che conquistava. Di conseguenza, visto che Roma per 500 anni ha dominato il mondo, almeno il mondo occidentale, si può capire che Saturnia era uno dei geni più forti che poteva esistere. Quindi il vero nome di Roma è Saturnia. Il problema è che molte persone non sanno che nell'eterico il tempo non è come qua. E quindi fondamentalmente Saturnia esiste, non può essere ucciso, e se era potente 2000 anni fa è potente allo stesso modo. Poi voi avete visto che ha preso altre forme, questo Saturnia si è praticamente plasmato con i tempi, è diventato una religione di Stato e via dicendo. Ed è per questo che Roma resterà sempre una città molto importante, perché il genio predominante è quello di Saturnia, il genio più forte. Poi chiaramente se voi guardate anche lo stemma visconteo, si vede di nuovo dentro lo stemma visconteo dei milanesi, si vede di nuovo il simbolo segreto di Saturno, e anche una nota fabbrica di auto ha preso lo stesso simbolo. Quindi bisogna capire che questi geni sono sempre esistiti, ma però bisogna anche capire un'altra cosa, che non tutti sono preposti a usarli, e non è che se uno li chiama loro corrono, ci vuole una preparazione, una conoscenza e delle competenze, che questo di solito viene dato dopo studi di vite a degli operatori del settore. Cioè non bisogna mai confondere, no? Chi, come ad esempio noi abbiamo in Italia dei grandissimi divulgatori che spiegano la materia, che sono divulgatori. Poi ci sono altre persone che sono proprio maghi, ma maghi non si intende come si potrebbe pensare il tipo che ti legge le carte o ti dice che vincerà il lotto. Maghi si intende proprio quelle persone che hanno veramente un contatto sapienziale col divino e sono preposti a portare le anime a una conoscenza che le renderà, come si suol dire, non direi le renderà, però le farà capire che dentro di loro c'è del divino, e può usare anche in determinati momenti dei geni o delle egregore o degli elementari per fare questo. Comunque purtroppo non ci sono solamente i maghi rossi. Ho già parlato in
in altre, come si suol dire, pillole, che ci sono anche i negromanti. E chi sono i negromanti? I negromanti sono persone che purtroppo si sono un po' confuse e vendute ai geni, cioè praticamente si sono fatti assorbire, mangiare, si può dire, da chi loro dominavano, e questi geni, che possono essere molto potenti, li hanno praticamente fagocitati, e quindi questi negromanti hanno perso la loro divinità. Mi parla bene in un video un certo signore Paladino, un grandissimo divulgatore siciliano, che in un suo video ha avuto il coraggio di spiegare veramente, quando alcuni personaggi muoiono, lasciano questa dimensione, dove vanno. Però non tutti quelli che chiamano un genio devono pensare che il genio venga e quant'altro. Voi dovete capire che per poter chiamare anche un genio basso non c'è bisogno che tutto va di male perché venga un genio, ecco, mettiamola giù così per renderla facile. Se uno ha un karma negativo, genio o non genio, quella persona lì semina quello che ha raccolto. Il genio di solito viene usato dal mago, il mago rosso, più che altro per aiutare, per far evolvere le anime. Poi purtroppo ci sono questa fascia di negromanti, no? Questa fascia di negromanti o maghi neri, che chiaramente invece vogliono essere riveriti perché hanno un ego molto, diciamo, deficiente, nel senso proprio che gli manca qualcosa, e allora usano i geni per attrarre potere materiale, ma questo poi alla distanza non rende, e quindi queste persone andranno a finire male. A finire male anche nei secoli, perché quando poi lasceranno questo stato materiale si troveranno nel basso astrale, e questo l'ho spiegato in altre pillole, che si può vedere questo con il Bovis, con il quadrante radiostesico Bovis. Quindi non dovete aver paura dei geni, anche perché voi potreste stare lì tutto il giorno a chiamarli geni bassi o geni alti e non vengono. Ci vogliono delle procedure particolari che chiaramente su internet non li trovate, però potete usare altre strumentazioni, che sono come ad esempio i circuiti radionici, i circuiti radiostesici, i quadranti radiostesici o i circuiti radionici, per poter usare l'onda di forma, ma l'onda di forma è un'energia come l'energia elettrica. Quindi dovete stare attento anche ai disinformatori, perché molti disinformatori incutono paura dicendo che i geni uno li può chiamare, può fare di qua, può fare di là. È vero, anche sui social si può leggere di tutto, e ci sono alcuni negromanti che si sono nascosti e stanno combinando dei disastri, anche perché tramite questo corrente di New Age, vogliamoci bene, e ti mando luci colorate, chiama gli angeli a destra e a sinistra, questi, se usati in modo fraudolento, effettivamente possono portare e contaminare delle persone. Quindi bisogna sempre stare attenti. Poi è chiaro che ci possono essere dei vampiri energetici e delle, come si suol dire, parassiti estranei, ma questi non sono geni, sono un altro tipo di cosa. Poi ci sono le egregore, che sono un altro tipo di cosa. Quindi bisogna sempre stare attenti a capire bene cosa realmente esiste. I geni non è che voi, se li chiamate, corrono, o se voi prendete come si suol dire, un pezzo di carta con su scritto il suo nome, essi vengono come rintintini. Cioè, queste qui sono favole. Voi dovete rendervi conto che i geni, per poterli chiamare, bisogna avere delle competenze. Anche i negromanti, per poterli chiamare, devono avere delle competenze importanti. Bene, cari amici, questa qui è una breve pillola per farvi capire che non è facile come la raccontano su alcuni siti o in alcuni gruppi di social. Detto questo, il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazia e vi chiede di iscrivervi al canale di Degada e Marietto Veneziano. Grazie amici e ciao.